Gentili amiche, cari amici, buongiorno da Andrea e da domenica 16 marzo, che barba! Ci ritroviamo in questo format con una barba rasata lontano da qui. Sono stato fuori casa, sono stato in Sicilia e quindi ero domenica in un ridente locale con un terrazzo, con una vista sul mare di Castellammare del Golfo nel Trapanese. Non mi sono portato dietro l'attrezzatura, ho una barba che vorrebbe sembrare di un uomo anziano ed è di un uomo anziano, ma andiamo a raderla perché oggi è la giornata della rasatura. Saluti a tutti gli amici, andiamo a bagnare per portarci avanti nei lavori. Ed è qui che saluto, a cominciare da Alessio, che giustamente, sapendomi in terra siciliana, giustamente ha rampognato il fatto in maniera amichevole di non essere andato a trovarlo. Ciao Alessio, oggi però prendo il tuo pre-pre, proprio per onorare questo tuo messaggio. Abbiamo nella confezione di Zero di Donato Ciniello la produzione che Alessio fa per preparare la rasatura in maniera adeguata. Io vi spero bene, mi auguro che abbiate passato queste 2 settimane che ci siamo visti il 3 marzo l'ultima volta in maniera interessante, quantomeno con una vita quantomeno tranquilla per quanto è possibile, da quelli che sono un po' gli scenari che sono delineati in queste settimane che continuano a non mollare. Andiamo a preparare intanto questo pre-pre, acqua cosmetica e glicerina per radere il nostro viso imbiancato da una barba antica. Saluto Matteo Preda, saluto tutti gli amici dei canali, saluto Angelo Vetere, saluto Mirko Falà, saluto Luigi dal 13, saluto Fabrizio, saluto Fulvio, saluto Davide e saluto tutti coloro che seguono il mio canale e che spero abbiano così trascorso giornate tranquille senza questa sorta di mia intrusione domenicale che avviene nelle giornate di un sole ritrovato sulla Toscana, perché sono stati giorni molto difficili, un mare nero come sul Baltico. Ieri sera ho preso una lavata di acqua in bicicletta e sono tornato a casa completamente lavato. Ma per procedere con l'Alessio's History, che mi ha donato in un setup questo Dawn of Glory dei Godfellas, andiamo a preparare un pre-barba perché è un liquido, come vedete, è un liquido giallino, vedete, un olio pre-barba, diciamo, che certamente andrà a predisporci ad un taglio sì profondo che faremo con un rasoio con lame Japan, lame chirurgiche. Lo uso ogni tanto, un single edge nero, ed è, io ve lo faccio vedere mentre mi massaggio, questo qui, il Razorok Black Oak 2, guardate, una sola lama da falce mortuaria su un lato, chiaramente per delle rasature che vanno fatte, che vanno a coprire tutte le inadempienze di una settimana in cui in giro ci si fa la barba sempre in maniera posticcia. Bello il tempo anche, devo dire, sulla Sicilia, diversamente da qui, e mentre massaggiamo prepariamo il nostro montaggio, dando un'occhiata innanzitutto alla lavagna, perché io cerco sempre di non imputare troppi punti, troppi spunti, diciamo, per questa rasatura, per evitare di annoiare coloro che guardano le rasature, principalmente proprio per il fatto degli accessori, per il fatto delle tecniche che non sono quelle che certo io posso insegnarvi, ma che sono parte del mio essere, del mio sbagliare, del mio errore quotidiano. Morto a 92 anni Pino Capasso, un parrucchiere cresciuto a Firenze, lui dalla campagna, 17 anni, pensate, andò a Firenze, aprì il suo primo negozio e divenne famosissimo. Gli aprì anche la scuola per parrucchieri e quindi fece una vita in cui fu premiato anche all'estero per la sua capacità. Quindi se avevate il barbiere a Firenze ereditato dai figli di Capasso, continuate ad andare da lui per onorare una storia importante. In fondo i parrucchieri fanno parte dell'ambito rasatorio, come per oggi è importante mettere in rasatura, sempre made by Alessio's Gift, la Garta Phoenix, un vegetale con mappa del mondo. Questo per gli amanti dei viaggi, guardate, è un prodotto che io ho imparato a conoscere proprio grazie ai suggerimenti di Alessio, non lo conoscevo. Una fragranza molto tenue, molto elegante, qualcosa che poi va a preparare anche le chiusure che vanno a chiudere un po' sul leitmotiv del mio viaggio siciliano. La rasatura di questa domenica 16 di marzo
E come cantava a mio amico radio, che adesso non funziona perché ha funzionato fino adesso, quando volevo farvelo ascoltare lo streaming è crollato, gli sarà partito il server, non so di dove sia, e cantava Primavera, Tullio De Pescopo, com'è che diceva, tengo la televisione a 36 canali, arriva primavera, divertentissimo, mentre andiamo a preparare il montaggio direttamente nella confezione della crema con un puro tasso, eccolo qua, puro tasso 100% omega, tricolori dalla natura, code di tasso spennacchiato, inseguito dai bracconieri, no? Non è vero chiaramente, ma che ha donato una volta che si è asciugato un aspetto meno intriso. Ricordiamo che a mio giudizio i pennelli naturali trattengono meno l'acqua e la spattalano meno in faccia quando montate, perché l'assorbono forse meglio dei sintetici, quindi evitate di trovarvi tutta la maglia schizzata, che per carità, chi se ne frega, la maglietta è fatta per fare la barba. Qui abbiamo la nostra maglietta, domenica che barba, ve la faccio rivedere, cerco di saltare, tengo la televisione a 36 canali, siamo primavera, come che diceva D'Episcopo, divertentissimo, ma non era soltanto D'Episcopo, mio amico radio ha mandato in onda di Michel Fugain, Une belle histoire, che è semplicemente la storia di un'estate fa di Mina, che faceva Une belle histoire, na 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 na. Le chien volant, tous les enfants, come vedete non solo francese, ma ricordo benissimo un'estate fa, non c'eri che tu, la mia strada della vacanza segnerà la tua lontananza, un grandissimo successo di Mina degli anni 70, quindi anche Michel Fugain lo trovate, se andate a rivederlo su YouTube, mentre rispolveriamo, dopo averla ripresa in un blog di ieri sera su Rai 3, Tele Proboscide, che scimmiottava chiaramente con quel mattarello di Corrado Guzzanti, Tele Elefante, che vendeva i quadri, le aste televisive. Ricordate quando venivano proposti quadri a milioni con sconti denti a rate o 30% cash, meravigliosi i quadri di Mario Schifano, di cui Berlusconi si dotò comprando una migliaia, li comprava di notte. Si è saputo quando è morto che aveva un capannone pieno di questi quadri comprati personalmente da lui, che di notte non usciva a dormire, anziché guardare le sue televisioni guardava appunto Tele Elefante o chi vendeva quadri, e alla fine gli eredi hanno bruciato tutto perché non c'era neanche fare un sistema antincendio, insomma alla fine era pericoloso tenere lì tipo 30.000 quadri comprati in televisione. Questi erano i tycoon dell'Italia della fine del Novecento, un po' accostabili a Trump forse nel suo atteggiamento, nel suo inseguire la pancia degli italiani e le mode. Andiamo a montare adesso, non carichiamo troppo il pennello di vegetable, ma andremo sicuramente a bagnare un po' il viso perché sento un po' asciutto, essendo io un pessimo rasatore, come vedete non do alla crema la giusta importanza, la giusta quantità di acqua. Pennello frenatissimo dal pelo irsuto, dalla barba lunga di 5 giorni, voi immaginate una barba fatta credo lunedì, quindi con quasi 6, anzi sono 6 di sicuro. Bene, cerchiamo con questo sapone molto tecnico di prepararci per riportare il viso all'onore del mondo, mentre nello specchietto retrovisore cerco di leggere il Frato Janez, quindi Frato Janez e Elisabetta Piccolotti, quindi i due parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra, che portano a casa 2 stipendi del Parlamento italiano. Avevano comprato una Tesla, o meglio l'hanno comprata in un leasing, lei si è difesa, la moglie, dicendo che l'aveva presa a rate, ma adesso la venderanno, perché ovviamente c'è tutta la corsa a vendere chi le aveva le auto della Tesla per contrastare il demonio che porta il nome di Elon Musk. Scusate, recupero un pochino di vegetale perché va bene tutto, ma io un pochino di crema in più la voglio, perché è giusto che il viso venga arricchito in maniera adeguata di una crema. Andiamo a suggiare un po' d'acqua, ecco qua, andiamo a pescare. Quindi pare che si siano affrettati, appunto la sinistra cerca di affrettarsi a vendere le auto elettriche, che come dirà in un bel pezzo di Masneri che vi accennerò, uscito sullo Foglio di ieri, una volta le auto elettriche erano le auto della sinistra, adesso invece sono diventate le auto dei nazisti e quindi vanno alienate, vanno vendute. Salta anche fuori che Rosy Bindi, nel suo portafoglio azionario, evidentemente gestito, lei dice, per piccole somme da un consulente finanziario, conteneva nel pacchetto anche delle azioni di Tesla che lei si è affrettata a vendere. Quindi si fugge da questi modelli
ex walk, e quindi si ritorna al carbone in qualche maniera, si ritorna alle auto a motore termico, quindi fate voi le vostre considerazioni, mentre non possiamo pretendere, credo, una schiuma da questo vegetale, ma questo Alessio me l'aveva già anche detto, quindi io direi che possiamo già ritenere il viso appropriatamente preparato alla rasatura domenicale. Mentre scendiamo, Corona depilatore, Fabrizio Corona farà la pubblicità di un epilatore e nello spot lui dirà: non ho peli sulla lingua né in nessun'altra parte, quindi questo è molto iconico. Immaginiamo il paparazzo, insomma l'uomo che ha fatto con delle mora la storia del gossip. Salutiamo Fulvio, che conosce personalmente questo mondo per averlo incontrato, per averlo incrociato nella sua attività professionale, e che arricchisce sempre di racconti e che mi anche così mi aveva già anticipato sulla gintoneria di Davide Lacerenza, alcune indiscrezioni, insomma, su quella Milano da bere, che poi ha smesso di bere perché gli hanno chiuso il bar, e quindi effettivamente ora parleranno le procure, ma senza fare i giustizialisti, perché noi non lo siamo, e siamo garantisti, con buona pace di Marco Travaglio, che ieri nel suo parterre con Luca Sommi ha riunito per l'ennesima volta anche Italo Bocchino, poi a litigare ha chiamato anche Rura Gebreal a distanza, e quindi il salottino con il professor Orsini e il dottor Canfora, il professor Canfora, che ha scritto un libro molto bello. Andiamo a presentare il rasoio. Ecco, questo è il single edge Razorrock Black Oak 2, sono 3 pezzi, un manico molto leggero però bello nella sua semplicità, nel suo colore, una base zigrinata che serve a chiudere con nettezza le due parti, e andiamo a separare in questo caso il posalama e il porta e il coprilama, e andiamo soprattutto a fare il rito di apertura di queste lame, che sono le Captain Titan Mild. Vedete il carrellino che ospita queste lame giapponiche, puntando verso destra e poi verso sinistra vedrete spuntare la lama come in un incrocio stradale pericolosissimo, in cui noi cogliamo questa lama dalle sedi, come vedete adatte, che sono un punto linea, una linea lunga, che sembrano un po', oh, cacchio scusate, l'alfabeto Morse, mi ricordano, linea punto, 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 linea punto, che andiamo ad accomodare sul nostro portalama, quindi si assestano sulla parte superiore, seguendone e assecondandone i due pioli che voi vedete qui. Spero di essere chiaro in questa mattina di domenica, perché a quest'ora io mi rado già sul tardino, perché è mezzogiorno passato, perché prima faccio altro e quindi sono ragionevolmente abbastanza sveglio dopo 2 caffè. Questo è il posizionamento della lama, come vedete, nel coperchio. Andiamo a far coincidere in buchi in negativo naturalmente del poggialama la parte inferiore, cerchiamo di fare coincidere perfettamente le due valve come una sorta di ostrica, e andiamo a chiudere serrando, tenendo chiaramente sui lati il nostro rasoio. Un pochino questa vite mi crea problemi, perché forse un po' si tratta dal calcare di tutte le acque urbane, comprese quelle di questa città, che non sono sempre così decalcificate, anzi non lo sono per niente. Il brutto dei rasoi neri che diventano bianchi, questa è una cosa abbastanza fastidiosa, ve lo faccio vedere in descrizione, ma questo rasoio ha qualche anno, ha lasciato qualche piccola porzione di nero, quindi non è un monolito nero, però è un rasoio con questa esposizione, con una lama che adesso andiamo a appoggiare prima che si asciughi sul nostro viso, e vi lascio immaginare, anche lei ha bisogno di più passaggi per una barba così folta. Che barbe così lunghe. Mi spiace per la radio, non sento più niente, mi toccherà cambiare stazione, scusate, questa è una cosa che non faccio mai, però Map radio, scusate, ne prendiamo un'altra che era talmente bella la radio. È una barba impegnativa questa, sì, però vi posso dire che è un rasoio molto semplice, me lo consigliò l'amico Marco Traverso, che saluto. Un rasoio adatto a tutti, perché se tentate di tagliare una barba di 6 giorni
lunga, quindi non dura, quindi flessibile, ma con una lama che non taglia, vi fate veramente delle irritazioni spaventose con questi, invece andate track a tagliare. Un intervento tangenziale che uccide, come disse Signorile quando decisero di uccidere Aldo Moro nel garage della Guardia di Finanza a Roma la sera del 9 maggio. Benissimo, andiamo a pulire. Non credevo di impiegare così tanti passaggi anche con l'Icon Extreme, scusate, con il Razzo Rock Black Oak. Sentite quanto lavoro bisogna fare. Nicola Fratoianni. Ieri manifestazione 50.000 in piazza con Michele Serra di Repubblica, l'autore della Maca, che al grido di Forza Europa sta sostenendo un'Europa che vuole spendere, investire 800 miliardi che non ha in armamenti, quindi fa un po' ridere, ha ragione in questo la destra, ritenerlo un po' folle. Il PD spaccato in Europa per un voto che non c'entra nulla perché non decide niente, ma dà l'opinione dell'andamento del gruppo parlamentare, in cui il PD in 10 hanno votato sì, in 11 si sono astenuti. Adesso scusate, faccio una pausa mentre vi saluta Elly Schlein, che sta guardando come mai, nonostante ieri Andrea Scanzi gli abbia dato un 7 perché ha avuto il coraggio di cambiare qualcosa in quel partito di autolesionisti che si chiama Partito Democratico, sta leggendo come mai nessuno dei suoi ha votato contro, ma 10 a favore e 11 astenuti. L'astensione è vile, come ha detto Travagli, non ha tutti i gusti, quindi Elly oggi ha un po' di nuvole sulla testolina, però si guadagna, diciamo, una sorta di nuova verginità politica, insomma, di capacità di riformare mondi cristallizzati come sono quelli dei vecchi partiti costituzionali. Io qua ho fatto quasi una rasatura completa, ma mai definirmi rasato dopo il primo passaggio. Ci è voluto un po', passiamo alla seconda mandata di acqua. Andiamo ad aggiungere un pochino di crema vegetale, scusate ogni tanto perché ce l'ho sulla lavatrice qua, il Lagarta Finis, il nostro vegetale USA, in onore forse un po' anche degli Stati Uniti, perché l'analisi sul trumpismo viene fatta da un opuscolo che è Federico Rampini ha pubblicato e omaggiato con il Corriere della Sera nelle scorse settimane. Ne ho recuperato una copia ieri nella mia edicola di Cecina, la cui giornalaia mi aveva conservato per farmelo avere, non l'avevo letto, l'ho letto stamattina in poco tempo. Sono 63 pagine di verità, non di demonizzazione, perché come ben si dice tutti sono impegnati a demonizzare Trump, ma nessuno dice che cosa bisogna fare per uscire dalla situazione di stallo in cui si trova l'Europa schiacciata fra le grandi potenze. Quindi qua passiamo il tempo a parlare male degli altri, tipico atteggiamento italiano. Bene, velo di sposa, direi di sì, niente infingimenti, niente creme troppo vaporose, ma comunque necessità di fare un secondo passaggio. Ritorniamo in lavagna. La scomparsa di Jack Vetriano, nato nel 51 in Inghilterra, diciamo in Scozia, morto nel 25, segnalazione sempre fatta dall'amico Alessio, che mi ha così suggerito non si dice un cadavere eccellente perché sembra di parlare di storia a proposito di mafia, ma di un grandissimo pittore, sconosciuto di più, compreso me prima che Alessio me ne parlasse, che ha prodotto opere molto interessanti e fatto anche delle mostre a Johannesburg, anche recentemente a Bologna qualche anno fa. Il tema è l'horror, dicono i critici, ma andate su Wikipedia o nella storia di Heart Tribune a leggere chi era Vetriano, e omaggiamo, morto all'inizio del 2025, un artista che altro che le croste di Teleproboscide, è un artista serio, quindi a volte noi piangiamo magari delle persone che sono conosciute. Se è morto il fondatore dell'Amaro Giuliani, che aveva anche inventato e venduto il Bioscalin per i capelli, sì, importante per noi rasatori, ma chi se ne frega, è morto il produttore dell'Amaro Giuliani, un imprenditore, bravo, anche lui ultra novantenne, ma ogni tanto bisogna onorare l'arte. Scusate, mi taccio perché in questa parte, come ben sapete,
il red point è sempre in agguato, una barba fatta con poca disinvoltura, quando necessario vado poco di contropelo qui, perché i contropeli con queste lame non è che sono proprio il massimo, però diciamo che è un godimento farli, perché è bello anche sfidare gli oggetti, i rasoi, la tenuta della propria pelle a una certa età. Poi differenze, facciamo una sorta di sondaggio: voi vi rendete da addormentati o da svegli? Addormentati vuol dire che uno si sveglia la mattina così e deve radersi perché deve scappare, oppure so chi si sveglia all'alba alle 5 come Alessio, che per esempio si sveglia a ore incredibili per farsi la barba con calma perché vuole essere fresco nella parte successiva, quindi comincia presto. Io, radendomi con ragioni di sicurezza principalmente la domenica, mi rado sul tardi, quindi eccolo qua, pronto, il red point, te. Bene, il secondo passaggio io ritengo che possa considerarsi concluso. Vi dico, pelle setosa, per quanto può essere setosa la mia pelle o quella di un rasatore come noi, in ogni caso ottimo risultato. Andiamo a produrre la terza parte, non prima di avere concluso la lettura degli highlights, nuovi autovelox. Questa è già una uscita dell'altra settimana, però ve la leggo oggi perché poi non ci siamo più visti. Le novità di nuovi autovelox, oltre a rilevare chiaramente la velocità, che è la loro funzione primigenia, è controllare a posteriori i sorpassi dei tir, quindi li beccano dopo, quelli che fanno i ganassa con gli autotreni lunghi 18 metri, il contromano, che se lo fate in autostrada, anche nell'autogrill, considerate che l'autogrill è territorio autostradale, se entrate da una parte sbagliata, un contromano è come fare un contromano sull'autostrada, vi tolgono la patente, credo che sia una cosa piuttosto grave, quindi attenzione a fare entrare male quando dovete prendere il caffè di corsa, la rustichella, avete fame, il figlio piange, il cane deve pisciare. No, fate le cose come ci sono dei segnali grossi così di divieti d'accesso in un senso, proprio per evitare queste fregnacce, questi errori che vi possono costare caro. E poi il superamento dei limiti di peso nei tir è qualcosa di importante, riescono a valutare probabilmente, valutando non so la massa, non so come facciano, a capire se un autotreno sta trasportando più del dovuto, quindi saranno in arrivo delle stangate pazzesche. Poi abbiamo l'incidente a Lido di Camaiore, per fortuna senza conseguenze, occorso al generale Vannacci una settimanella fa, il quale poi è uscito e si è fatto anche un selfie, quindi vuol dire che si può essere anche dei candidati che rischiano incidenti ma poi escono dalla macchina e si ripropongono ai loro follower, perché questa è l'immagine che bisogna dare oggi in questo presenzialismo politico, in questo caso un po' troppo all'italiana. E per il resto abbiamo gli esteri, vabbè, i dazi alcolici sugli alcolici UE del 200%, questa è l'ultima minaccia. Mentre vado intanto a fare la preparazione del terzo passaggio, come avrete sentito, l'Unione Europea, per dare seguito a queste minacce, diciamo, di tariffe, di sbarramento alle merci in arrivo, di protezionismo americano, ha promesso tramite von der Leyen 85 miliardi di dazi per pareggiare il conto. Questa è la nostra controproposta. Diciamo che l'America esporta pochissimo e dei dazi bassissimi. Ad oggi erano fino a prima di Trump 2, che questo è il secondo mandato, il 2% sulle auto europee, mentre noi sulle auto americane abbiamo applicato oltre il 10%, quindi abbiamo avuto veramente un trattamento meraviglioso. Adesso, visto che l'Europa esporta tantissimo, l'America importa tantissimo, mentre noi importiamo niente ed esportiamo molto, attenzione al rafforzamento del dollaro, che continua ad essere la moneta più importante. Avete sentito anche l'andamento dell'oro, è arrivato a $3.000 l'oncia, un record storico che ha dissuaso, come ho detto nella mia pillola pubblicata anche su Stilo 24, oltre che quotidianamente su Instagram e sui reel di Facebook, continua ad essere la valuta più importante per gli scambi internazionali. Allora, andiamo a proporre il terzo ed ultimo passaggio, andiamo a concludere. Trump, tra le tante cose, vuole tagliare i visti H1B che fornivano appena fino ad oggi alla Silicon Valley in California, dove hanno la loro base le grandi multinazionali americane della tecnologia, le big tech. Sono visti concessi ai tedeschi, cinesi, indiani, italiani, ingegneri informatici che vogliono accedere al lavoro nella Silicon Valley. Per fare un regalo alle big tech, ha detto Trump, adesso vi taglierò questi accessi, quindi ingegneri informatici italiani
farete i vostri conti, in futuro avete più difficoltà ad andare a lavorare negli USA in questo settore. Il Dipartimento dell'Efficienza Governativa americana, il DOGE, diretto da Elon Musk, tra le tante razionalizzazioni, ha chiuso anche i numeri verdi che aiutavano gli anziani al disbrigo delle pratiche, delle loro esigenze, quindi tagli alla pubblica amministrazione, tagli sforbiciati, spending review, impossibile per qualunque paese. Musk ci sta provando, e anche forse in senso buono, guardando le finanze pubbliche, perché noi continuiamo a indebitarci 3.000 miliardi sfondato il tetto. Questi pensano a risparmiare perché sanno che saranno tempi non proprio semplici. La NASA e SpaceX sono in ottimi rapporti dopo che la Boeing, andiamo a fare l'obliquo nel frattempo, ha affidato proprio a Musk, perché costa meno ed è più efficiente, le missioni spaziali. Ieri ha recuperato 2 astronauti presenti sulla stazione orbitante attraverso la sua navicella. Quindi tutto cambia, gli americani non si fanno prendere per il naso, loro affidano gli appalti, in questo caso quelli spaziali, a un'azienda che è in grado di farli a costo giusto, mentre la Boeing, vittima degli scandali però della stazione orbitante e della Boeing, attenzione, hanno mandato su Musk perché era più bravo a fare questo lavoro. Quindi 2 posti in meno sulle stazioni orbitanti, e se volete candidarvi vi manderanno su, vi porteranno, perché si può uscire, darsi la mano mentre vi trasferite da un modulo all'altro. La sfida è nello spazio, noi continuiamo a guardare le piccole concorrenze della nostra piccola Italia che si sfida in televisione su Discovery con Luca Sommi, Marco Travaglio, che parlano del nulla, mentre questi signori, nel bene o nel male, stanno costruendo un nuovo modello di America che piaccia o no, al di fuori di qualunque considerazione politica, come sono tutte le mie rasature di domenica che barba, e tengo a sottolinearlo. Bene, obliquo, molto bene, mi sto dilungando perché voglio far sì che questa sia una rasatura per tutti questi giorni veramente di qualità, e vi devo dire che a questo punto il viso è praticamente rasato quasi alla perfezione, no, non grazie a me, ma comunque grazie ai mezzi. Andiamo a sciacquare, molta frenatura del nostro Agartha Fenis, che vi rimostro, eccolo qua, sapone americano, che vuol dire che ha tenuto la pelle morbida, tesa, l'ha aiutata a evitare gli attacchi di una lama come quella della Kai che ho usato questa mattina per risciacquo. Ed eccolo qua, l'asciugamano color tortora che ritorna col suo fiorame. Ecco, sempre di più questo attaccamento made in Italy alle cose piccole, alle cose belle del nostro prodotto made in Italy, che dovremmo usare noi, perché l'America giustamente tutte le cose se le produce, compreso il petrolio che ha superato nel volume l'Arabia Saudita, e il gas americano ha superato in volume quello russo. Quindi immaginate cosa gli interessa con i loro mari che circondano la Federazione degli Stati Uniti d'America, cosa gliene frega di cosa accade in Europa, di questo ticket Francia e Inghilterra che vorrebbe sostituire l'ombrello di sicurezza che l'America ha garantito a costo zero per noi finora alla sicurezza del nostro continente. E quindi vi presento brevemente questo è l'opuscolo di Federico Rampini. Come vedete, quello che dovete sapere sull'America di Trump, grandi verità divise per capitoli, si legge veramente in pochissimo tempo. Molti europei non hanno mai capito Donald Trump, vi leggo brevemente, soprattutto il trumpismo, non ne hanno percepito le cause profonde e quindi hanno finito per aggrapparsi alle apparenze. Trump il mostro per alcuni, il demiurgo per altri. Questa guida fa un'operazione controcorrente, è uno strumento per decifrare la realtà senza paraocchi, evitando i pregiudizi ideologici, le semplificazioni e i luoghi comuni. Cerca di andare in profondità per spiegare chi è davvero il 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America, cosa gli ha consentito di riconquistare la Casa Bianca, quali sono le sue idee e le azioni che possono cambiare il corso dell'America e del mondo. Quindi attenzione, procuratelo se avete problemi a trovarlo in qualche maniera, si può riprodurre in qualche maniera, in maniera non fotostatica, perché le fotocopie non le fa più nessuno. Passiamo a questo punto a dare un'occhiata all'edicola e rieccomi, ecco qua, il foglio di Claudio Sarasa, naturalmente l'edizione di sabato che vale anche per la domenica. I titoli della nostra Italietta prendono chiaramente parte integrante e preponderante
della prima del Foglio, abbiamo i vini e le tariffe, Trump 1, scontro fu tra Cina, Australia e paesi CETA. 3 casi mostrano qual è l'impatto devastante dei dazi, ed è devastante, perché già in quell'epoca i dazi non erano del 200 ma del 20%, hanno distrutto tutto l'export. Figuriamoci del 200, che sia minacciato o meno, sarà una catastrofe per il nostro prodotto made in Italy. Avrà bevuto, si chiede Antonio Di Pietro, non so che combina Del Mastro la sera, ma la riforma di Nordio è giusta. Questo lo dice Antonio Di Pietro perché Del Mastro si è intraversato contro il suo ministro della giustizia, Carlo Nordio, e Mastella, intervistato non so dove, ha detto: io per molto meno un ministro così l'avrei cacciato dalla compagine governativa. Non voglio però parlare, la piazza girevole, si parla attorno alla punto d'assalto, eccolo qua, Michele Serra, la Repubblica barricadera, con un mix di idee contraddittorie ma con tanti nemici come ai bei tempi, ai bei vecchi tempi, scusate. Allora, a bomba ho segnalato, eccolo qua, la rivolta viaggia in Tesla, perfetto questo articolo dove vedete un Trump che ha fatto la televendita di una Tesla, questa donna è Elon Musk, dove ha presentato, l'avete visto ieri, se volete in accordi e disaccordi, Trump che si siede e dice bellissimo, un bellissimo computer, all computerized, figuriamoci, la Tesla non c'ha i computer, ma che cazzo mi sta a dire? Si ricollega alla fuga dei proprietari di Tesla che sono chiaramente imbarazzati. La cantante Sheryl Crow la vende e dona ricavato alla radio NPR, che è una radio di sinistra, e Masneri, che ha scritto questo pezzo, sempre bravissimo il nostro Michele Masneri, dice che in Italia nessuno aliena la sua Tesla per dare i soldi a Radio 3, e ci mancherebbe, anzi figuriamoci, questa è la battuta sempre salace del nostro giornalista bresciano. Poi pare che sia uscita per ridare tono un po' al wokismo di sinistra che è stato devastato dal neotrampismo, quindi l'America afro in cerca di certezze, anche lei straordinariamente ha votato Trump, intelligentemente Trump ha vinto, quasi in maniera non così sorprendente. È uscita una Renault, per esempio, che ha appena presentato la nuova R4 elettrica, 150 cavalli, 400 km di autonomia, disponibile anche in tonalità rossa Aldomoro, ricordate l'R4 via Caetani, e non verrete neanche fermati ogni volta dalla polizia, questa è chiaramente una battuta, a partire da 30.000 euro però. Il disturbo è questo. La Volkswagen invece è orgogliosa di presentare il pulmino ID Boost, riproposizione a emissioni zero del vecchio Transporter, detto anche Samba, ma per tutti il pulmino Volkswagen iconico, gamberino, amato dalle rock band a partire dagli figuriamoci. Se però ci sono poche ciance con questa Tesla, che ci dobbiamo fare? Ecco, a questo punto va al fondo, leggete l'articolo, ve lo consiglio, chi vende e chi soltanto promette di farlo. Ma l'auto elettrica non era di sinistra, questa è la provocazione del Foglio di oggi. Indimenticabile, per esempio, si parlava delle prime Pandelettra, vi ricorderete, del 1990, del secolo scorso. Sembrava una lavatrice, aveva un'autonomia di 100 km che neanche facevi da Roma a Capalbio. La massima era di 70. Il muro di Berlino stava crollando, in Italia si tenevano i campionati del mondo e la Fiat presentò la prima vettura elettrica del mondo in larga scala. A Elon, scansate, siamo arrivati molto prima noi. La Tesla di oggi invece è l'equivalente della Lancia Tema 832, chi non la ricorda, di cui in quell'epoca, vi ricordate quelle macchinone che nella provincia italiana aveva il ricco del paese, la berlina Lancia col motore Ferrari sotto? La Tesla, anche i modelli con sportelli a dalle di Gabbiano, con la sua bruciante ripresa, la linea aggressiva, l'enorme schermo alla guida, le manine che scompaiono, e così è l'auto di un maranza riflessivo globale che non è molto interessato ai destini globali del pianeta, semmai a far bella figura con le tipe e scattare i semafori. Quindi il nuovo modello di ricco non è lo stesso che aveva l'832, vettura appartenuta anche a Renato Altissimo, lo so perché l'avevo vista, segretario del Partito Liberale Italiano fino al 92, scusate. La vera auto elettrica, l'auto che i buoni guidavano a partire dalla California, dove è nato l'ecologismo, era paradossalmente la Toyota Prius. Vi ricordate? Un design agghiacciante, tuttavia era brutta, paciosa, ma rassicurante e affidabile come un congresso del PD. Interni rigorosamente in stoffa, ruote piccole, ma tanta consapevolezza. Molto bello questo pezzo illuminante. Andiamo senza dilungarci a isolare un altro delle, come si può dire, piccole
piccoli racconti della nostra Italietta, legati in questo caso alla Grecia, dove nacque Aristotele Onassis, che è morto 10 anni fa. No, cosa sto dicendo? Scusate, con lui nasce il self-made man globale, il povero coi soldi, per dirla con Donald Trump, con la piscina minoica a fondo mobile e rubinetti d'oro nel panfilo. Qua si parla chiaramente del grande magnate, una buona dose di ombre e una determinazione feroce. Il 15 marzo sono 50 anni, scusate, che Ari, come detto Aristotele, tra gli amici, e come chiamato dagli amici, è morto di una morte da tragedia, ovvero una rapida malattia seguita dalla perdita di un figlio, Alexander. Questo gli ha segnato la vita. È uscito un bel libro di Anna Folli che si intitola Prendersi tutto, e Aristotele Onassis, dai tipi e dalla penna di Cristina Marconi del Foglio, si prese tutto. Libro molto interessante da leggere. Qua parla un po' di tappe della vita. La prima fu Buenos Aires, dove il nostro Ari arriva senza niente e guadagna il suo primo milione prima dei 20 anni, origliando le conversazioni degli uomini d'affari come telefonista, e una volta imparato un po' le lezioni, riprendendo l'attività paterna del commercio del tabacco e cogliendo tutte le opportunità più o meno lecite di una città di avventurieri e di europei in cerca di oblio, quindi gente che scappava in Sud America. È una terra che ha sempre accolto bene tutte le canaglie, ma lui non era una canaglia. Poi approda nel mondo del trasporto navale grazie all'amicizia con Kostas Gratsos, greco come lui ma figlio di armatori, è laureato alla London School of Economics, amico per la vita e spalla tecnica delle sue ambizioni. Poi arriva il ruolo di Maria Callas, che sposò in prime nozze, fu una bomba, una fiammata che parte subito, loro si amano, si capiscono, litigano tanto, lei si appassiona di navi, lo ascolta, lui è esaltato dalla sua carriera, cerca di rilanciarla, sono i due greci più famosi del mondo. Lei è più giovane ma non ancora la stagione in cui cerca tutti di sembrare ragazzini, essere adulti va bene, conferisce qualcosa di eterno. Maria rimane incinta, il bimbo Omero muore poco dopo la nascita e la relazione è violenta, lei è sempre più instabile e lui sempre più duro. E naufraga questa relazione. Andando avanti si dice che non ha cercato questo Onassis di cambiare il mondo come certo i oligarchi di Nuovo Conio, e certo l'epica discreta ma altrettanto eccezionale di Gianluigi Aponte, armatore proprietario in vita naturalmente di Sant'Agnello, che ormai però è residente in Svizzera, proprietario di MSC, la più grande compagnia container del mondo, credo, quasi, oltre che di crocieristica naturalmente, sposato da sempre con la donna con cui ha costruito tutto dal niente dopo averla incontrata su un traghetto per Capri, di cui lui era capitano, e quanto più lontano ci sia dalla poetica esibizionistica di Onassis. Cioè, grandi armatori tutti e due, perché anche Onassis passò, lo leggerete, nel campo delle fabbricazioni di grandi navi, investimenti nel campo della nautica. E tornando alla vita privata, peraltro, che privata non è peraltro mai stata, a un certo punto conosce Jackie Kennedy, la moglie di Kennedy, chiaramente ucciso Dallas, che dopo aver avuto anche un flirt con la sorella Lee, poco prima dell'assassinio, offre un turismo d'alto bordo sulla Cristina e protezione, che è una barca, dagli sguardi indiscreti, mentre si riprende dalla perdita di un figlio appena nato. Dai tradimenti dell'amatissimo marito, presidente americano, morto, che da lì a poco appunto verrà ucciso, facendo di lei un'icona avvolta in uno Chanel insanguinato. C'è anche da dire che i Kennedy odiavano Onassis per i suoi scandali, i suoi problemi con la legge, i suoi accordi con i sauditi e principalmente quella volgarità esibita che sapeva di passato torbido e successo raggiunto con mezzi discutibili. E per Ari, sempre lui, si presenta l'occasione di sposare la donna più famosa del mondo, per l'appunto Jacqueline Kennedy, vedova da qualche anno e incapace di superare il trauma da una parte, ma anche di trovare un altro uomo in grado di finanziare la costosissima semplicità del suo stile di vita. Jackie farà, dopo che hanno cercato di comprare l'isola di Itaca in Grecia e non ce l'hanno fatta, Jackie farà quello che anni prima aveva fatto per la Casa Bianca, cioè una bella e costosissima ristrutturazione, ma lui è tutt'altro che entusiasta, occhio a voi, molto ricco, lo vedete col sigaro, torniato di grande alle donne, ma era abbastanza attento ai conti, un po' come Urbano Cairo, insomma un po' più in grande,
parlando di profili umani, lei spende davvero troppo, si dice di Jacqueline, se le piacciono delle scarpe ne compra 30 paia e i pettegoli dicono pure che lei fa degli accordi con i commessi per riportarli in negozio e prendersi i soldi in cash. Molto interessante questo business americano, lui dice ha tutto ma il cuore è ancora con Maria Callas che va a trovare a Parigi e che accetta più o meno la situazione. Poi la tragedia colpisce e il figlio Alexandros muore in un incidente aereo assurdo. Quindi Onassis qua, in conclusione, farà accordi con i regimi più corrotti e vicino ai colonnelli greci, vi ricordate il golpe in Grecia di destra, non si ferma davanti a niente, non vuole che la figlia sposi un ebreo perché ha paura che la cosa lo danneggi nel mondo arabo. Quindi noi leggiamo sui giornali, nei nostri pomeriggi, queste cose, pensiamo che con grande onore i giornalisti lo vogliono, come altri quotidiani approfondiscono argomenti che servono per passare il pomeriggio, mentre dovremmo capire come risolvere il problema del nostro isolazionismo globale. Ma non è di questo che vi voglio parlare in questo orario preprandiale, ma vi voglio parlare della chiusura di una rasatura con barocco che riprende un po' lo stile del siracusano, della parte di Modica, di Noto, di Ragusa, della parte sud dell'isola, con buona pace della parte meravigliosa nord delle grandissime isole Olie. E risalutiamo l'amico Alessio che ha portato in dono, arreccato in una scatola, questo barocco di Renato Ciniello che andiamo a scuotere e andiamo a concludere per dare... Io farei però un passaggio necessario, mi assento dal video, con quel che resta dei Remedies Facial Toner, eccolo qua, rasoio Goodfellas, il nostro cetriolo e nocciuole, perché il viso un po' si è asciugato, perché è la prima rasatura che faccio con la finestra aperta, la finestra sul cortile. Andiamo con questo prodotto che serve a lenire dopo una rasatura un pochino invasiva, ma comunque sicuramente molto soddisfacente il viso. Andiamo a sfiammare, andiamo a ridare alla pelle affaticata, non dico dal sole perché non siamo ancora in estate, ma anche soltanto dalle cose della vita che portano la pelle a patire. Quindi lasciamo evaporare leggermente questa ottima lozione dei Goodfellas che io consiglio, c'è in varie nuance. Questa è quella che mi è stata donata al mio compleanno il 20 settembre, l'ho finita praticamente, metà mi si è aperto un po' nella valigia un po' di settimane fa, ma questo poco male, il resto l'ho usata con grande soddisfazione. Quindi abbiamo scosso, riprendiamo il nostro barocco by Ciniello e qui ci immergiamo nelle atmosfere arabe, normanne, nei mari che bagnano le coste della Magna Grecia e andiamo a godere in questo modo di profumazioni che adesso io vi dovrò leggere perché mi rimetto gli occhiali, perché raramente leggo le composizioni. Che abbiamo acqua, profumo e mentolo, di testa come piramide olfattiva abbiamo pesca, bergamotto verde, legnosa, il cuore, cioè il centro abbiamo lilla, mughetti, rosa, violetta, ozonica e in fondo musk, che non è elo ma è muschio, legno e ambra. In descrizione, se volete godere delle componenti, potete visualizzare, cerco di mettere a fuoco questa etichetta e nel ringraziare voi tutti della vostra pazienza, della vostra attenzione. Auguro una buona domenica da Andrea e da Domenica. Che barba! Ciao!